Ciao a tutti, oggi siamo a valle e inizieremo il percorso in cresta proprio da questo paesino qui. Feeling free, free to live my life, free to roll the dice, free to go left or right. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, oggi la giornata è strepitosa. In montagna, l'allerta valanghe è molto alta, in vallata i boschi sono ancora spogli, quindi noi abbiamo deciso di percorrere delle creste con altezze non superiori ai 1000-1100 metri che sono soleggiate, panoramiche e facili da percorrere. Adesso ne facciamo una e vediamo un po' com'è. Bene, siamo alla fine del percorso. Il percorso è eccezionale, soprattutto la prima parte. Quando si percorre la cresta c'è un panorama fantastico. La seconda parte, cioè quando si costeggia il fianco della montagna, è altrettanto bello, è un sentiero in mezzo al bosco. E noi questo sentiero qua lo consigliamo veramente perché ci è piaciuto tantissimo. La particolarità è che lo si può prendere in diversi punti, quindi a seconda da dove si inizia può essere consigliato sia a famiglie con i bambini per una passeggiata appunto in cresta dal panorama mozzafiato, sia per chi vuole fare una camminata un po' più lunga o altrimenti fare tutto il percorso come lo abbiamo fatto noi, per chi invece vuole fare una camminata veramente lunga, perché abbiamo macinato chilometri oggi. E comunque il percorso adesso ve lo spiegheremo con la carta tabacco e ve lo spiegherà mia moglie, perché se ve lo spiego io finite in Grecia. E adesso niente, andiamo sulla carta tabacco. Bene, allora eccoci qua la mappa. Quello che abbiamo fatto oggi è stato questo. Allora, abbiamo parcheggiato a valle, Mhm. abbiamo preso il sentiero che parte, non è segnalato veramente, abbiamo fatto difficoltà a trovarlo. Perché l'altro, cioè il punto esatto da dove si dovrebbe prendere il sentiero è stato bloccato da un cancello, quindi non lo trovate. Quindi voi dovete prendere questa stradina qui, fare un po' i campi a sinistra, poi salire su e lì incomincerà il sentiero, lo vedete. Dietro la casetta c'è un percorso che vi farà risalire dei prati, e risalendo questi prati poi andrete sulla sinistra ad incontrare il segnavia che vi indicherà il cammino giusto. Poi si arriva alla strada, Mhm. girando a destra, proseguendo c'è le antenne per le comunicazioni, si prende la strada bianca fino ad arrivare
alla Madonna del Don. Ecco, lì alla Madonna del Don c'è la possibilità di arrivarci con la macchina, quindi è il punto perfetto per iniziare il percorso per chi ha bambini, perché poi parcheggiando la macchina lì fa tutta questa dorsale che è la parte panoramica, per poi eventualmente ritornare alla macchina senza fare un percorso troppo lungo. Noi invece, tornando indietro, abbiamo preso il sentiero numero 3, Mm, siamo arrivati a Canebola, sì, da Canebola siamo scesi, siamo scesi, abbiamo intrapreso questo percorso che segue la dorsale del monte. fino ad arrivare a Pedrosa e di conseguenza alla macchina a valle. Bene, insomma, questo percorso è veramente molto bello, noi lo consigliamo assolutamente, ci è piaciuto tantissimo. Noi speriamo comunque di esservi stati d'aiuto, di avervi dato le spiegazioni abbastanza corrette e con questo vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Un saluto, ciao! Ciao ciao!